con Francesca Mannocchi a Combinazioni Festival a Montebelluna. Questa sera lei ha detto: la fine di un conflitto o dei conflitti non equivale alla pace. Come possiamo curarla realmente? Sì, abbiamo questo fraintendimento alla base dei nostri ragionamenti, spesso sulla cessazione delle ostilità. Ecco, la fine del conflitto armato non corrisponde alla pace, sembra una provocazione, ma cosa voglio dire? Voglio dire che la presa in carico della cura del dopoguerra è una fatica più lunga, più costante, che dovrebbe coinvolgerci in maniera molto più attiva, proprio per fare sì che non si inneschino quei meccanismi di risposte sempre uguali a stimoli sempre uguali, perché a volte le nostre posizioni, che spesso scadono in semplici o non semplici tifoserie, prese di posizione appunto, sono in qualche modo determinate dall'esigenza di veder protetto il nostro orticello, di accontentarci dell'idea che una guerra sembri finita, anche quando non lo è nei fatti. Perché una guerra sia finita nei fatti bisogna molto prendersi cura delle sue conseguenze. E ha parlato in particolare dei bambini. Ce ne ricordiamo durante la guerra, ce ne dimentichiamo quando i conflitti finiscono. È assolutamente così, ci sono generazioni di bambini che in tutti, pensiamo solo ai conflitti contemporanei, quelli più vicini a noi nel tempo e nello spazio, penso a cosa è successo dopo l'invasione statunitense dell'Iraq, a cosa è successo nei 20 anni di guerra e di occupazione dell'Afghanistan, e oggi quello che ci troviamo di fronte, cioè un paese in cui le bambine non possono più studiare da ormai 3 anni. Penso a quello che sta succedendo nei territori palestinesi occupati, nei campi profughi, in tutti i campi profughi di tutto il mondo funziona così, succede la stessa cosa. In situazioni di cattività è ovvio che gli estremismi hanno vita più semplice, forse per scardinare la possibilità che questi estremismi si amplino dovremmo avere cura del dopoguerra e soprattutto delle nuove generazioni.